Per quanto riguarda l'incontro di ieri col ministro Schillaci, dove abbiamo parlato proprio di liste d'attesa, mi sembra che abbiamo trovato un percorso condiviso con la Conferenza delle Regioni che tecnicamente adesso stileremo. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha commentato l'incontro con il ministro della salute Orazio Schillaci, che ha accolto le istanze delle regioni per finalizzare il testo del decreto riguardante i poteri sostitutivi in caso di inadempienze sulle liste d'attesa, sul quale lo scorso 17 aprile la conferenza Stato-Regioni non aveva raggiunto l'intesa. Poi il governatore si è soffermato sulla crisi della Tirso, l'azienda che ha registrato il passo indietro di Roncadin, che ieri ha aperto le porte al licenziamento di 160 addetti a Muggia. Sì, ma andiamo avanti in un percorso, ovviamente il nostro obiettivo è tutelare i lavoratori e tutelare la produzione a Trieste. Quindi su questo noi proseguiamo, sapendo che purtroppo questa operazione è andata a buon fine, ma vogliamo individuare un percorso che possa dare risposte. Poi il presidente del Friuli Venezia Giulia ha commentato anche il disco verde dato in commissione regionale per il pacchetto triennale sulla sicurezza. Diciamo che penso anche le nuove regole siano utili anche per garantire maggiore legalità nel nostro Paese, che avviene attraverso un rafforzamento sicuramente dei presidi di sicurezza, ma anche a un chiarimento di regole per i cittadini, e questo penso che il decreto vada in questa direzione.